Cittadella torna a essere la capitale dei formaggi d'Italia. Dal 5 all'8 aprile la cittadina murata ospiterà ancora una volta Formaggio in Villa, la rassegna nazionale dei formaggi di qualità che nelle ultime edizioni ha portato più di 100.000 presenze nella perla dell'Alta Padovana. 4 giorni dedicati al gusto, ma anche alla cultura della buona tavola e alle eccellenze casearie e non solo, provenienti dal Veneto, dal bel paese in generale e anche dall'estero. Confermiamo tutti i punti forti dell'evento, quindi una grande mostra mercato con i produttori da tutta Italia. Sono 170 espositori selezionati rigidamente in base alla qualità. Si potranno conoscere e assaggiare formaggi da tutte le regioni, di tutti i tipi, di tutti i gusti, ma non solo. Ci sono anche una bella selezione di prodotti per la gastronomia, per la cucina, dai salumi ai prodotti, alle spezie. Banchi di vendita e degustazione, masterclass, laboratori e tutto quello che può diventare cultura del formaggio trovano spazio a Cittadella. Un posto d'onore è riservato a una delle produzioni casearie più importanti d'Italia. Giochiamo in casa. Cittadella è uno dei territori di produzione dell'Asiago ed è quindi doveroso esserci. Schieriamo una squadra importante perché avremo 5 caseifici di pianura e avremo anche 4 malghe presenti. Vorremmo focalizzarci sul fatto di far capire che l'Asiago non è solo uno, nel senso che parliamo alla fine di 2 formaggi diversi, perché c'è il fresco, che forse è quello più conosciuto, ma c'è anche lo stagionato. Dal gusto al turismo il passo è davvero molto breve e Formaggio in Villa conferma di essere una vetrina di grande importanza per Cittadella e per tutto il territorio. Manifestazione a carattere nazionale, se non addirittura internazionale, visto le persone che arrivano a Cittadella. Quest'anno i numeri sono in aumento per quanto riguarda gli espositori e prevediamo quindi anche un aumento dei visitatori. Si parla di decine di migliaia che frequenteranno appunto Cittadella in quei giorni. L'ideale collegamento con quello che noi stiamo portando avanti, quindi turismo e cultura legato a quello che poi è l'enogastronomia del territorio italiano.